Il battesimo del nuovo consorzio Vini Mantovani nasce ufficialmente nell'agosto 2012, ma però la presentazione è oggi a Vinitaly, a questa 47esima edizione di Vinitaly. È nato sulla spinta dei produttori sia del Lambrusco e sia della collina, cioè l'Alto Mantovano, per unire le forze in una promozione di un territorio che non ha grandissime quantità di produzione, perché parliamo di circa 150.000-160.000 ettolitri di vino, ma sicuramente con delle grandi eccellenze, dove abbiamo da un lato il Lambrusco Mantovano con sì le cooperative sociali ma anche aziende private, mentre dall'altra parte, la zona collinare, abbiamo più aziende private, una cantina sociale, che però hanno delle grossissime eccellenze di un territorio mantovano. La presenza qua sicuramente in questo stand istituzionale, che è del consorzio della Camera di Commercio della provincia. Quest'anno non si è voluto fare per esempio un banco d'assaggio perché le aziende sono loro protagoniste. Il consorzio, come gli altri enti mantovani, servono solo da supporto, quindi qua siamo soltanto con materiale informativo, che riguarda sia il vino ma non solo il vino, perché riguarda anche i territori di Mantova, le eccellenze di Mantova, l'enogastronomia, quello che è la cultura, quello che è un territorio di Mantova, proprio per dare sempre più risalto a questa nostra provincia, che è la terza in Lombardia per quanto riguarda dimensione di produzione del vino, dopo l'Oltrepò, dopo Brescia, ma che comunque ha la sua valenza, la sua importanza. Valenza e importanza soprattutto per quanto riguarda il Lambrusco Mantovano, perché è l'unico Lambrusco della Lombardia, ma le eccellenze della collina con vitigni internazionali, con la produzione di spumanti, di bollicine, che sono sicuramente interessanti e che il pubblico e gli operatori non stanno apprezzando in questi giorni qua a Vinitaly.